Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. A Palermo reazioni opposte di fronte a violenza e illegalità. Decine di persone contro la polizia in difesa di due ladri che avevano rubato una moto, ma i gestori di un chioschetto al Foro Italico danno rifugio a una turista inseguita dall'uomo che voleva stuprarla. C'è un messinese indagato per il duplice omicidio 35 anni fa a Catania di due coraggiosi imprenditori che avevano detto di no al pizzo e per questo sono stati uccisi da Cosa Nostra. Perquisite l'abitazione dell'uomo sotto inchiesta e l'impresa di un'altra persona legata all'indagato. Diossina d'Augusta, ancora tanta paura nel comprensorio sovrastato dai fumi dell'incendio nell'impianto di smaltimento rifiuti Ecomac. Per l'esperta i rischi per la popolazione sono limitati se l'esposizione è durata pochi giorni. Indigna l'intero paese l'orribile fine imposta alla cagnolina timida legata sui binari della ferrovia a Siracusa. La parlamentare Maria Vittoria Brambilla, con la nuova legge, chi sevizia, uccide e organizza combattimenti di animali rischia il carcere e maxi multe. Per fortuna c'è chi sa come trattare i nostri amici a quattro zampe. Ad Agrigento i Golden Retriever portano sollievo e sorrisi in corsia alla radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio. Weekend al mare ma senza urlare in spiaggia, neanche per rimproverare i più piccoli ed evitando i tuffi che sommergono i vicini in acqua. Il Codacons fa il decalogo del bon ton in spiaggia, compreso il no agli sciampi sotto la doccia. Geppi Cucciari a Modica, protagonista di uno degli appuntamenti della rassegna Scenari 2025, ha intrattenuto il pubblico tra risate e momenti di riflessione. Calcio, mercato del Palermo in fermento, rosanero che hanno in mano Jasì, ma non riescono ancora a definire l'affare Palumbo con il Modena. Lunedì scatta il ritiro a Norcia per il Catania. In queste ore arrivano i giocatori, compresi i nuovi rossazzurri. Bentrovati, Palermo, decine di persone contro la polizia in difesa di due ladri che avevano appena rubato una moto. È successo ieri in centro e sempre nel capoluogo c'è stato un nuovo tentativo di violenza nei confronti di una turista, messa in salvo, in questo caso, dai gestori di un chiosco. Marco Gullà. Avevano appena rubato una moto, poi l'inseguimento in centro, lo schianto frontale con la polizia e la folla che scende in strada per aiutare due ragazzi a scappare. È quanto successo tra Piazza San Domenico e via Giovanni Meli a Palermo, dove gli agenti, dopo l'incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare due ragazzi poco più che ventenni che adesso dovranno rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'inseguimento, due dei ricercati sono riusciti a scappare, due invece gli agenti feriti. Quel che emerge è ancora una volta uno spaccato desolante, con decine di persone schierate a favore di chi ruba e contro gli agenti di polizia. Notte da incubo invece alla Calza per una giovane turista svizzera, un uomo nordafricano l'avrebbe seguita e una volta arrivati all'altezza di Porta dei Greci l'avrebbe afferrata per un braccio e trascinata in un angolo buio con l'intento di stuprarla. La ragazza è riuscita a scappare e a rifugiarsi in questo chioschetto allestito per il festino di Santa Rosalia. I proprietari sono riusciti a mettere in salvo la ragazza ed accompagnarla nell'albergo dove alloggiava. Momenti di tensione anche in periferia, dove un uomo di 68 anni ha danneggiato con una mazza decine di auto parcheggiate, poi si è barricato in casa, ma per fortuna è stato bloccato prima che potesse fare gesti inconsulti. È stato denunciato. Catania, uccisi perché non pagavano il pizzo. È la storia di due imprenditori che sono stati assassinati da Cosa Nostra 35 anni fa. La somma richiesta allora era di 1 miliardo di vecchie lire. Il caso riaperto dopo 35 anni, appunto. Francesco Triolo.
Un vecchio caso sul quale la Procura Generale di Catania dallo scorso 9 gennaio è tornata ad indagare dopo diverse archiviazioni. Quello del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, rispettivamente di 33 e 52 anni, uccisi il 31 ottobre del 90 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di pizzo. Secondo la ricostruzione della Procura Generale, dopo il duplice omicidio Amato Stabiumi e Ettore Lonati di Alfa Acciai, società bresciana che dopo la morte di Rovetta deteneva le quote di maggioranza della Megara, hanno deciso di corrispondere a Cosa Nostra 1 miliardo di lire provenienti da provviste in nero appositamente create nella gestione della società. Un pagamento per cui avrebbe svolto un ruolo da mediatore Vincenzo Vinciullo, imprenditore 81enne che è indagato e che in passato aveva svolto il ruolo di agente di commercio della Megara, oggi Acciaierie Sicilia. Secondo l'accusa l'attività estorsiva è poi andata avanti per anni. Il nome di Vinciullo è contenuto nell'informativa Grand Oriente, una vasta indagine, prima della DIA e poi del ROS, sulla famiglia di Cosa Nostra di Caltanissetta, basata sulle dichiarazioni dell'infiltrato Luigi Ilardo, ucciso dalla mafia a Catania, e nella corrispondenza su pizzini che il capomafia Bernardo Provenzano riceveva e inviava tramite Simone Castello. Il deputato regionale di Forza Italia, Gaspare Vitrano, e l'ex direttore sanitario dell'ospedale di Cristina di Palermo, Gaetano Buccheri, sono indagati dalla Procura del capoluogo siciliano per tentata violenza privata nei confronti dell'allora dirigente del presidio, Desirée Farinella. L'inchiesta è nata da un esposto della dottoressa Farinella che ha denunciato di aver subito da Vitrano Buccheri a pressioni affinché si facesse da parte. A sostegno della sua tesi ha depositato in procura l'audio di una conversazione avuta con i due indagati. Diossina ad Augusta, ancora tanta paura nel comprensorio sovrastato dai fumi diffusi nell'incendio dell'impianto di smaltimento dei rifiuti della Ecomac. Per l'esperta i rischi per la popolazione sono limitati se l'esposizione è durata pochi giorni. Lorena Dolci. A distanza di 8 giorni dal rogo che ha mandato in fumo tonnellate di plastica, non sono ancora spenti i focolai all'Ecomac, l'azienda per lo smaltimento di rifiuti di Augusta. I vigili del fuoco sono sul posto, la colonna di fumo non c'è più, ma resta la paura per quelle esalazioni che per giorni hanno offuscato l'aria. Il verdetto dell'ARPA è stato chiaro: superati i limiti di diossine e altre sostanze contaminanti, anche se poi i venti hanno favorito la dispersione. I sindaci del comprensorio, che va da Siracusa a Melilli, da Priola a Floridia, hanno ritirato le ordinanze di stare al chiuso, ordinanze che peraltro in pochi avevano rispettato in piena estate. L'esposizione temporanea della popolazione per un paio di giorni, se fosse stata effettivamente molto importante, avrebbe dato già degli effetti a livello della cute, del fegato, del metabolismo del glucosio. Resta la raccomandazione di lavare bene gli ortaggi prima di consumarli, mentre sono in corso campionamenti sulle coltivazioni della zona. E adesso sarà da vedere quello che dall'atmosfera riesce a ricadere sul suolo e ad essere assorbito da vegetali e animali e che possa permanere eventualmente sulle acque. Il sindaco di Augusta Di Mare ha denunciato intanto l'azienda per disastro ambientale e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dubbi sulle misure di sicurezza adottate nello stabilimento, dove già 3 anni fa si era sprigionato un grosso rogo. Non deve più accadere, ha tuonato ieri il prefetto di Siracusa, Signer, che ha disposto controlli su tutti i 28 impianti di stoccaggio della zona. Attualità politica. Catania ospita gli stati generali delle politiche giovanili, con il ministro Abodi che annuncia a breve una legge unica per il settore. Luca Ciliberti. Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani, che sarà una specie di testo unico. È la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione gli strumenti di varia natura. Gli eventi come questo chiaramente sono finalizzati a coinvolgere sempre di più i giovani e fare in modo che anche loro possano dire la propria.
Catania ospita gli stati generali delle politiche giovanili, un centinaio di ragazze e ragazzi pronti a confrontarsi sulle sfide del futuro. Un evento che ha portato a Catania il ministro Abodi, che ha anche la delega allo sport, primo elemento di aggregazione e formazione. La sfida è quella di ridurre il numero dei NEET, ovvero coloro che non svolgono e non cercano alcun lavoro. Quelli che vengono chiamati freddamente i NEET sono molto di più di un acronimo, sono vita che deve riprendere con una sua normalità. Catania e Palermo sono state inserite dal governo Meloni nel decreto Caivano, che punta a risanare le periferie di San Cristoforo e Borgonuovo con opere e progetti di inclusione sociale. Il decreto Caivano e politiche giovanili dialogano nella misura in cui gran parte dei progetti, direi tutti i progetti a Caivano e nelle altre 8 centralità, sono dedicati principalmente ai giovani, a offrire opportunità molto spesso di carattere sportivo. Qui a Catania voi sapete che c'è un progetto che riguarda San Cristoforo, dove lo sport è meno presente, ma comunque il messaggio è dedicato quasi esclusivamente ai giovani. Il coinvolgimento delle nuove generazioni in questo senso diventa fondamentale per la crescita del paese. A Palermo incontro del PD ha lo scopo di promuovere la pace nel Mediterraneo. Tra gli ospiti Gianni Cooperlo, una presenza che rafforza la leadership regionale del segretario Barbagallo. Ancora Luca Ciliberti. Il Partito Democratico condanna i conflitti in corso in Medio Oriente e nel Mediterraneo. A Palermo promuove un incontro sulla pace dal Mediterraneo all'Europa. È un mondo in fiamme, è un mondo che restituisce un'attualità a parole che pensavamo rimosse dal nostro vocabolario, dall'agenda: guerra, sterminio, genocidio. E allora il compito della politica è quello di rimettere al centro i temi della pace, del disarmo, della convivenza, del dialogo tra le religioni. La presenza di Gianni Cooperlo in Sicilia non è casuale e rafforza la segreteria regionale di Anthony Barbagallo. La Sicilia, secondo il Partito Democratico, potrebbe diventare fondamentale nel processo di pace, proprio per la presenza di avamposti NATO come Sigonella. E il rischio è di diventare una piattaforma di guerra al centro del Mediterraneo. Noi dobbiamo contestare e contrastare questa prospettiva, perché solo la pace, solo la costruzione della pace, solo la ripresa del dialogo, della cooperazione nel Mediterraneo diventa la premessa per ogni prospettiva di sviluppo e di benessere della nostra regione. Al convegno ha partecipato anche il segretario regionale Anthony Barbagallo, appena riconfermato dopo un congresso di fuoco che ha dato vita a una nuova segreteria siciliana senza ribelli. Torniamo alla cronaca. A Catania 2 cavalli sono stati posti sotto vincolo sanitario dopo che la polizia, impegnata a prevenire e reprimere le corse clandestine e la macellazione abusiva, ha eseguito un controllo in un terreno in zona San Giuseppe l'Arena, dove era stato ricavato questo box clandestino per la custodia illegale di animali. Al gestore, un pregiudicato di 59 anni, sono state inflitte sanzioni per 6.500 euro. Siracusa, l'orribile fine imposta alla cagnolina timida, legata sui binari della ferrovia, inorridisce l'intero paese. La deputata Maria Vittoria Brambilla dice che con la nuova legge chi sevizia, uccide, ma anche chi organizza combattimenti rischia il carcere e maximulte. Francesco Aloi. È su questi binari che Timida è stata legata viva per poi essere uccisa da un treno in corsa. La storia della cagnolina Timida continua a indignare tutta Italia, un'efferatezza che fa rabbrividire. Annuncio sin d'ora la costituzione di parte civile della nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Timida, almeno questo ti dobbiamo. Per un caso come Timida parliamo di 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Io auspico che la magistratura agisca in fretta e soprattutto applichi il massimo delle pene possibili. Ad oggi però non ci sono indagati, anche se la procura sta valutando gli elementi per aprire un'eventuale inchiesta. Chi ha fatto tutto questo con la nuova legge Brambilla rischierebbe quindi carcere e maxi multa. Però la riforma, in vigore dal 1 luglio, non può essere retroattiva. Il fatto è avvenuto prima del 1 luglio, parliamo della mia riforma attesa da 25 anni che finalmente ribalta la prospettiva di tutela degli animali
oggi soggetti giuridici portatori di diritti in quanto esseri senzienti, e inasprisce tutte le pene per chi commette reati nei loro confronti, rendendogli finalmente giustizia. Non solo chi uccide crudelmente, ma anche chi organizza i combattimenti rischia grosso. Oltre al carcere anche una sanzione che può arrivare fino a 160.000 euro. Ma per fortuna in molti sanno rispettare gli animali e anzi grazie a loro portare sollievo ed emozione ai pazienti. Ad Agrigento 2 Golden Retriever sono stati in corsia alla radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio per iniziativa di Pet Rainbow. Vediamo com'è andata con Davide Sardo. Coccole e sorrisi tra le corsie dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove Ariel e Margot, 2 Golden Retriever dell'associazione Pet Rainbow, sono entrate nel reparto di radioterapia per regalare un momento di leggerezza ai pazienti. Emozioni, giochi e tenerezza in un contesto difficile dove anche un semplice gesto può fare la differenza. L'iniziativa rientra nel progetto di Pet Therapy già attivo nella struttura e punta a umanizzare le cure attraverso il contatto con gli animali. Serve proprio ad aumentare la fiducia nei trattamenti e anche a determinare una maggiore empatia che attraverso l'animale poter aumentare anche l'empatia col personale sanitario e quindi abbattere un po' quelle barriere che ci sono a volte tra il paziente e operatore sanitario e per aumentare anche quelle che sono le capacità del paziente di affidarsi con fiducia a questo percorso. Tra i momenti più toccanti il suono della campana della vittoria da parte di Aldo, paziente in fase conclusiva del trattamento, accompagnato dai 2 cani e dagli applausi del personale. Un'esperienza che unisce scienza, empatia e amore. Fine settimana con temperature più sopportabili dei giorni scorsi, ma niente illusioni. Da lunedì tornerà l'anticiclone africano, con temperature fino a 38 gradi. Il mare dunque più che mai il primo refrigerio, ma rispettando gli altri in spiaggia, per esempio secondo il decalogo del bon ton stilato dal Codacons. Ce lo illustra Desiree Ferlito. Genitori, parlate con tono. Se dovete chiamare o rimproverare i vostri figli, alzatevi e fatelo di persona. Urlare dalla sdraio disturba chi cerca un po' di silenzio, e questo è vero. Oh papà! Oh! Senta, guardi che c'è suo figlio che la chiama, Ha ragione, scusi. Edoardo è completamente distratto, quindi bisogna alzare il volume, mi sa. Vieni qua, non dare fastidio, dovresti dire. Vieni qua, Edoardo! Un po' più piano? Edoardo, non dare fastidio, vieni qua. Evitate telefonate a voce alta e note vocali a tutto volume. Sarebbe un discorso sano, soltanto che non viene ascoltato. Fotografare e riprendere altri bagnanti, anche accidentalmente senza il loro consenso. Senza violare la privacy degli altri. Anche perché non si sa gli altri se sono, liberi in giro o meno. Niente tuffi rumorosi o schizzi improvvisi, si gode di un bagno tranquillo e non deve essere disturbato. Per me è un po' discutibile. Siamo al mare, dai, al mare se non fai schizzi. Motta do 4 pizze e si ne esci da quell'acqua, hai fracicato tutto, hai fracicato. Nel decalogo del Codacons anche il rispetto degli spazi altrui. Troppo spesso vengono invasi i limiti con borse, sdraio e giocattoli, ostruendo il passaggio verso il mare. Le docce servono a rinfrescarsi, evitare l'uso di saponi e shampoo che inquinano. Sport e giochi solo negli spazi consentiti, cani sì, ma nel rispetto degli altri. E per finire la buona educazione nei confronti dei venditori ambulanti. Se non siete interessati è sufficiente un cordiale no, grazie. Non sono necessarie discussioni né trattative infinite. Sotto il sole. Vedremo chi rispetta questo decalogo del Codacons. Spettacolo Geppi Cucciari si racconta a Modica, protagonista di uno degli appuntamenti della rassegna culturale Scenari 2025. Ha intrattenuto il pubblico tra risate naturalmente, ma anche momenti di riflessione. Veronica Barbarino.
Una serata ricca di risate, ma anche profondità e intelligenza, quella vissuta a Modica con Geppi Cucciari, protagonista di uno degli appuntamenti della rassegna culturale Scenari 2025. Sul palco il racconto divertente e sincero della sua vita, dalla nascita a Cagliari agli studi a Macomer fino all'università e alla scelta di mollare tutto per inseguire il sogno dello spettacolo a Milano. Con il potere dell'ironia ha raccontato della lunga gavetta, tra serate nei cabaret e perfino in discoteca, al corso di comicità fino all'esplosione con Zelig. È un ottimo compagno di viaggio il potere dell'ironia, qualsiasi cosa tu faccia, anche se non è il tuo lavoro. Non sono mancati aneddoti divertenti, come il suo primo incontro poco istituzionale durante un evento del Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, a cui commentò la bontà del menù della serata. Ma anche spazio alle riflessioni più profonde sull'odio online e l'importanza di rispondere agli haters con fermezza. Questa gente è a piedi libero nella società. Sì, questa gente vota, lavora, avrà degli amici, delle mogli anche. Oggi Geppi Cucciari è tra le voci più autorevoli e amate nel panorama televisivo e radiofonico italiano e alla domanda sui progetti per il futuro risponde chiaro. Sopravvivere. Geppi Cucciari, grande. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco le ultime di calciomercato e poi lunedì l'inizio del ritiro del Catania a Norce. Vi aspetto, state con noi. Riprendiamo con il calcio, mercato del Palermo in fermento, rosanero che hanno in mano Jasì, ma non riescono ancora a definire l'affare Palumbo con il Modena. In uscita Verre. Domani inizierà il ritiro in Val d'Aosta. Marco Gullà. Come nelle montagne russe, il mercato del Palermo è un sali e scendi continuo. Trattative che sembrano definite e che poi improvvisamente si arenano, come quella con lo Spezia per Salvatore Elia. Ma anche per il centrocampista Palumbo la musica sembra essere la stessa. Il calciatore ha già tempo detto sì ai rosanero, ma l'accordo tra le due società non è ancora stato trovato. L'opzione Sarici come pedina di scambio è saltata, ma si può ancora arrivare al giocatore o pagando circa 2 milioni o aggiungendo un'altra contropartita. Giasi invece è già in mano e la prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. In difesa resta viva la pista per Bani, anche se il Genoa propone un rinnovo. Il calciatore attratto dal Palermo riflette sul da farsi. L'alternativa sarebbe Cistana, ex Brescia. Come under, Lucchesi della Fiorentina è sempre in pole, ma piace anche Cittadini. In uscita anche Verre, che è stato proposto al Pescara, Insigne e Di Mariano verso Avellino e Bari. Entrambi non partiranno per il ritiro in Valle d'Aosta, in programma da domani. Prosegue infine, senza sosta, la campagna abbonamenti. Dopo soli 4 giorni di prelazione sono già 7.411 le tessere rinnovate per la stagione 2025-2026. Un dato certamente positivo. L'obiettivo del club è quello di superare le 13.000 tessere dello scorso anno. Lunedì scatta il ritiro a Norcia per il Catania e queste ore sono caratterizzate dagli arrivi dei giocatori, anche dei nuovi, che faranno parte del gruppo rossazzurro. Francesco Triolo. Domani la partenza per il ritiro di Norcia e quindi queste sono ore di fermento in casa Catania. C'è da organizzare tutto il lavoro, c'è da completare la lista dei convocati da parte del tecnico Mimmo Toscano. Lo scalo di Fontanarossa quindi diventa un crocevia piuttosto trafficato in arrivo e in partenza. L'ufficialità di Mattia Maffei, che torna al Trento, è stata la prima. Adesso sono attese le altre operazioni. Fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, diretto alla Salernitana, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire, come Imenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra, ha destato l'interesse di altri club e a condizioni di mercato favorevoli può partire. Sono già a Catania invece il difensore Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini, i due giocatori, il primo proveniente dal Cesena, il secondo nell'ultima stagione al Vicenza, attualmente svincolato, dovrebbero mettere nero su bianco il contratto nelle prossime ore. Si attende anche l'ufficialità di Casasola, già in città da qualche giorno. Continua invece la trattativa per Donnarumma, ma anche il terzino, fuori dai convocati del Cesena, sembra sempre più vicino al Catania.
Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità della risoluzione del contratto con Armando Anastasio. Il calciatore, come detto nel servizio che abbiamo appena ascoltato, era fuori dai convocati di Toscano e adesso potrebbe accordarsi con la Salernitana dell'ex direttore sportivo Faggiano. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie e buon pomeriggio.